Qualcuno ha detto che la Sardegna è la terra dove nascono i colori prima di diffondersi sul mondo e sicuramente i colori si accenderanno ancora una volta sulla 21esima edizione di Ballus, l'incontro internazionale del folklore. Le braccia aperte dell'ospitalità di Uta e della Sardegna intera, la musica del mondo e le tradizioni della nostra terra che si incontrano, si fondono in uno spettacolo davvero unico. Ballus per il 21esimo anno si conferma uno degli eventi più importanti di tutto il territorio, valorizzato anche dalla Regione Sardegna, e la vostra presenza oggi conferma questo grandissimo successo, questo grandissimo risultato portato avanti in una storia di tantissimi anni, di tanti decenni. Un ringraziamento di cuore da parte di tutta l'amministrazione va alla Proloco, che è il vero motore di questi eventi, di questo momento di incontro, di cultura. Qualcuno ha detto che in quest'isola di Sardegna nascono i colori prima di diffondersi nel mondo. E i colori qua a Uta danno la possibilità di vivere quel senso di comunità, quell'abbraccio ospitale, quei colori che ci riportano nella musica del mondo, i colori della bellezza, delle tradizioni e della nostra forza, quella di una Sardegna che si racconta anche con Valentina Caruso. Ben trovata. Grazie, buonasera a tutti e ringraziamo per questa splendida introduzione Roberto Tangiano. L'erbecofona è erbecche, del Susardu, brevei, erbecche, fono dal greco, erbecofono. La voce del pastore sardo, di più non posso dire. Meraviglioso, ci fai sentire qualcosa allora? L'anno prossimo si può debellare anche io mi sto impegnando.
Un bilancio di questa prima serata di Ballus, 21esima edizione qui a Uta, davvero è stata molto bella, molto emozionante, speciale devo dire per tutto quello che è accaduto sul palco, nel vedere tanti gruppi che arrivano da tutto il mondo, che si confrontano anche con i balli sardi, una vera festa di pop, una vera festa del folklore internazionale. Complimenti a tutti, è stata una gran bella serata ed è solo la prima perché l'appuntamento prosegue ancora domani e poi sabato con la giornata finale, ricordiamo in doppia diretta su Sardegna Live e su Videolina. Io voglio fare i complimenti e ringraziare Roberto Tangiano. E io voglio ringraziare te, Valentina, che in modo elegante e professionale hai accompagnato questo viaggio da una parte all'altra nel mondo nel miglior modo possibile. Quindi grazie, grazie davvero di cuore. Grazie a te, grazie a tutti voi, è stato molto speciale e molto emozionante. Onorata. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani. Ciao a tutti, buona serata. Picchiadas è l'evento che si inserisce all'interno di Ballus e mette al centro del palco i musicisti della Sardegna, che si raccontano attraverso le loro musiche, attraverso le loro esperienze di vita che hanno maturato nel corso della loro carriera. Riflettori accesi e spazio alle danze. Gianluca Fadda, Carlo Crisponi. Dopo le voci che cantano insieme ci sono le voci che si incontrano in questa forma che è invidiata in tutto il mondo, il canto a tenore, tenore Sant'Efisio, Bono. Buonasera a tutti. Massimo Carnevale, che ci stupisci sempre con questi strumenti. Saffuente il piatto veniva portato per raccogliere appunto le offerte. A messa terminata ovviamente c'era il ballo, antistante la chiesa, e il piatto che accompagnava e che dettava il ritmo era sempre saffuente percosso con una chiave. Oggi con Picchiadas è stato molto bello, per la prima volta abbiamo inserito anche dei musicisti oltre l'isola, esattamente dal Piemonte e dall'Irlanda. Grazie. Ottimi musicisti veramente che hanno creato una serata veramente fantastica con i loro suoni del ballo tradizionale della Sardegna.
poi il premio di Adamo Billai al grande Antonio Pane, che l'abbiamo dedicato proprio al re della poesia della Sardegna. L'applauso per Antonio Pani. Con Antonio era lunghissimo la nostra dedica, però quando siamo andati a fare la targa ho detto ma non ci sta tutto. Allora il premio Adamo Billai 2023 ad Antonio Pani, re della poesia. Che ha anche improvvisato perché è stato acclamato dal pubblico, ma io sapevo che comunque Antonio Pani in paese ha i suoi seguiti, perché Antonio ha cominciato a calcare il palco della festa di Santa Maria Tradizione di gara poetica già da 35-40 anni fa. Ignazio, cosa fai? Vieni qua, facciamo un'improvvisata. Ringrazio veramente di cuore Romano, ringrazio il nipote di Adamo Billai. C'è stato un momento poi molto particolare con mio fratello, col quale abbiamo suonato un pezzo pianoforte organetto che esce fuori dagli schemi della tradizione e ricalca invece una sonorità più moderna, diciamo. Dovete sapere che quando con i Dilliriana abbiamo le serate in qualsiasi parte dell'isola, c'è lui che arriva, si affaccia qua sul palco e sale e suona con noi, perché lui è Giovanni, arriva da Mandas. Giovanni, che strumento suoni tu? La truffa. La truffa. E Giovanni è qua perché oggi non c'è chi suona la truffa e quindi mica potevamo eliminare da Picchiadas questo strumento. Facci vedere, purtroppo l'ha dimenticata, però ci fa vedere come si suona. Fai vedere Giovanni come suoni. È sempre una grande emozione suonare su questo palco, perché comunque sia si crea quell'atmosfera che quasi quasi sembra di essere in un teatro. C'è quella tensione da parte del pubblico che crea emozione, e poi condividere appunto il palco sia con gli amici della Sardegna, ma soprattutto musicisti che arrivano appunto da ogni parte del mondo.
l'unione di questi paesi, la pace, la solidarietà sono i valori che daremo a tutti voi, che staranno in un pezzo del vostro cuore e sono certo vi accompagneranno sempre. Vi ringrazio a nome di tutta la comunità di Uta e, come dico sempre, testa, cuore e passione, viva la Sardegna, viva Ballus e viva Uta, buon divertimento. Grazie al sindaco Romano Massa per la 21esima volta su questo palcoscenico, ma con l'emozione del primo giorno, della prima volta. Sì, ogni anno è sempre un'emozione diversa, perché comunque ogni anno cerchiamo di migliorare la nostra rassegna, ogni anno cerchiamo sempre delle innovazioni per cercare di diversificare un po' quelli degli anni precedenti. Io devo ringraziare tutti i nostri collaboratori, perché siamo circa 80-85 persone che mi supportano e mi sopportano ogni anno e sempre di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie al sindaco, grazie a Romano. Ciao. Ciao, hi. Ciao Sardinia. Fredo. Very cool. Yang penting pasti tak tidur dalam kereta. Cuba dia makan asam pedas orang Melaka. Makan sekali 3 bulan, hai tak lupa.
Sì, eccoci, stanno dicendo tutti voi, prendiamo l'aereo e andiamo in Malesia, va bene, ci ospitano loro. Igual que una canción que nos hace sentir, tal vez sufrir, tal vez llorar, pero que al terminar nos deja siempre un sinsabor. Y como se parece a una canción a otra canción, así compararé también tu amor con otro amor. Y soñaré con otros ojos y en otros besos le dejaré mi corazón. Donde vayas mi canción te seguirá y entre tus notas te dirá toda ligera si ya te Ballus è pura adrenalina, noi siamo ancora immersi in tutto ciò che sta accadendo questa sera, prima, durante, adesso che siamo nel finale di un evento che è magia. Lo abbiamo detto e ripetuto, i popoli che si incontrano, che manifestano bellezza, che cantano, che ballano, soprattutto che stanno insieme, che dialogano anche nei momenti di preparazione, nei giorni che precedono, quando le luci sono spente. Ecco, se l'esempio di Ballus arrivasse ai vertici del mondo, probabilmente avremo un po' più pace e meno guerre, avremo la voglia di rispettarci, avremo soprattutto la bellezza delle unicità, anche perché l'abbiamo detto sul palco, nella diversità c'è la forza del mondo che manda avanti se stesso, perché è l'uguaglianza alla fine che prevale. Imagine there's no heaven. Sees if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Per la Proloco è un lavoro che non trova tempi, non trova orari, che trova davvero tanta fatica, però che cosa vi dà la possibilità di ritrovare invece la forza per andare avanti e per pensare già da oggi alla prossima edizione di Ballus? Allora, sicuramente la soddisfazione di vedere ogni anno la piazza piena di uttesi, ma soprattutto di persone che non sono del nostro paese, e anche la consapevolezza di far conoscere Utah e questo scenario meraviglioso in tutto il mondo. Grazie per i momenti che passiamo insieme e grazie anche per quello che hanno dato a me e alla mia famiglia nei momenti belli, ma soprattutto in quelli brutti, quindi grazie. Hollande, cantende, riemne d'ottum pari. Sulle mani! Momento
ogni cosa. Sa Columba e sa paghe. Purtroppo giunge al termine la 21esima edizione di Ballus, che va in archivio con un grande successo. Abbiamo raccontato la nostra Sardegna attraverso le nostre musiche, la nostra cultura, gli abiti tradizionali, i balli e i suoni. E poi abbiamo aperto l'ospitalità, le braccia dell'ospitalità a tutte le formazioni che si sono date appuntamento qua a Uta per Ballus, provenienti da diverse parti del mondo. Abbiamo scoperto attraverso i loro suoni quella che è la loro cultura e ci siamo immersi in un percorso che ancora una volta ci ha arricchito dentro. Noi ci vediamo il prossimo anno, sempre puntuali con Ballus.